È una giornata storica che rimarrà nella memoria di tutti i cittadini della nostra città e soprattutto un grande ringraziamento all'Esercito che è qui presente a fianco a noi. È la grande dimostrazione di come la città di Conegliano sia una città che da sempre ha nel cuore le forze armate, gli alpini in particolare. Questa igienizzazione, che tra l'altro devo dire viene fatta nella maniera più ecologica possibile, è quella che vorremmo vedere come l'inizio della fase 2. Si parla di una fase di riapertura, ma prima di riaprire bisogna assolutamente mettere in sicurezza anche da un punto di vista igienico e sanitario la città. Abbiamo chiesto la possibilità che intervenisse l'Esercito, devo dire che la risposta è stata una risposta, come sempre da parte delle Forze Armate, veloce, tempestiva, e vediamo quanti mezzi sono impiegati oggi. 9 squadre che gireranno su tutta la città è stata divisa in 9 settori, in ogni settore ci saranno i mezzi dell'Esercito accompagnati ai mezzi della nostra protezione civile e della protezione civile degli alpini, per cui più di 100 persone impegnate, un grande sforzo, ma soprattutto un grande esempio per la città di come ci sia una sinergia importante tra protezione civile, esercito, cittadinanza. Non sapete quanti sono stati gli attestati di stima che abbiamo ricevuto in questi giorni nei confronti dell'Esercito. Vedremo anche tanta gente che saluterà i nostri militari. Siamo fieri che siano qui assieme a noi. Porto i saluti del comandante delle forze operative nord di Padova. Questa è un'attività, una delle attività che la difesa ha fortemente voluto su tutto il territorio nazionale per contrastare il coronavirus. È una attività che condurremo in stretto coordinamento con la Protezione Civile. Ci saranno 9 team di 6 reggimenti che insistono su questo territorio. In particolare questa task force è coordinata dal 3° da montagna, però è un team che vede tutte le unità che insistono nel nord-est e che opererà su 9 itinerari distinti nella città di Conegliano fino alle 16. E questo è soltanto una delle modalità in cui possiamo essere utili e vicini ai cittadini. Questo in realtà è l'abbraccio ideale della difesa alla cittadinanza di Conegliano e a tutti i cittadini italiani. L'operazione sta andando secondo quello che avevamo preventivato, siamo in linea con la tabella di marcia, ma soprattutto volevo fare riferimento a un'attività che completerà quella odierna. Il giorno 24 faremo un intervento di sanificazione, quindi non di igienizzazione come stiamo facendo oggi, un'attività più incisiva all'interno del comune di Conegliano. Un'attività che verrà svolta col nostro personale specializzato, che in questo periodo stiamo cercando di aumentare nella formazione e nella quantità, perché purtroppo le richieste sono molte e abbiamo bisogno di formare altro personale. Noi contiamo di triplicare le nostre capacità già alla fine di maggio. Stiamo aspettando anche dei nuovi materiali, in particolare dei sanificatori a ozono, che ci permetteranno di intervenire nei luoghi chiusi con molta più rapidità e incisività. Noi siamo presenti con 20 volontari tra Cavalieri e Lettere, Alpini e Carabinieri in congedo, e stiamo dando supporto agli alpini della Brigata Giulia nel gestire il traffico e dare una mano nel tirare i tubi dove andranno a fare la sanificazione. Per l'apporto dell'acqua abbiamo la collaborazione dei Vigili del Fuoco, che ci hanno messo a disposizione 2 camion per portare l'acqua per fare questa sanificazione. Come dicevo l'assessore Bottacini della regione l'altro giorno che ci siamo sentiti, il dopo l'Aquila questo è stato il più grosso emergenza che io ho visto, ma è un'emergenza anomala perché sembra di essere in mezzo a un uragano che però non riusciamo a capire quando finisca, perché l'uragano finisce a un certo punto, qua non riusciamo a capire quando finisce. Io spero il prima possibile, anche perché i ragazzi ormai sono stremati un po' tutti, la gente ormai capiamo che non riesce più a stare in casa, però per il bene di tutti cercate di stare in casa il più possibile, altrimenti non la finiamo più. Orgogliosi e fieri di essere partecipi in questa iniziativa del Comune. Ringrazio il Sindaco e il nostro amici del 3° Artiglieria da Montagna e tutti gli alpini qui coinvolti in questa bellissima
bellissima ma importante sanificazione nella città di Conegliano. Noi come alpini siamo presenti con i nostri più di 25 volontari della protezione civile che nella settimana si sono adoperati nel poter essere qui e lo sviluppo e stare insieme e l'organizzazione di questo evento. Oggi fino alle 4, come ha spiegato bene il comandante e il sindaco, saremo impegnati e per noi è sicuramente un orgoglio essere qua e dare il contributo da alpini nell'essere vicini a nella pulizia delle strade di Conegliano.